3 dis dopo che era arrivata alla provincia, fest all'essù di Cesarea in Gerusalemme. I sorestans dei predis e i caporions dei giudeos si presentarono dinanzi di lui per incolpare Pauli. I domandari intanto un plasè, parasse contro di lui, che fosse trasferito a Gerusalemme. Stava improntando la vuate per farlo fuori per strade. Ma Fest rispondè che Pauli aveva di restare in prigione a Cesarea e che anche lui aveva di partire in curte. Disè che i di vuatris che hanno autorità, che vengono con me, e se chi stom ha in qualche maniera sgarato, che lo denuncino. Dopo di aver passato con loro voto o al più 10 dis, all'eiu a Cesarea e sentato là di dopo dal tribunale, al fase clamà Pauli. Non era neanche arrivato che i giudeos venuti di Gerusalemme lo cercarono portando contro di lui un slag di accusis, une pies di che altre, e che non avevano neanche provis. Pauli si parava. Al disè, io non hai fatto manchiance di sorte contro dalla legge dai giudeos, né contro dal templi, né contro dall'imperador. Per far piacere ai giudeos, Fest rispondè a Pauli: Vignaresti tu su in Gerusalemme per essere giudicato lassù, presince me? Allora Pauli rispondè: Io so già denando al tribunale dall'imperador, e chi gli hai diritto di essere giudicato. Tu sai benon anche tu che io non avrei fatto nessun tuo arte giudeos. Ma se sei veramente in colpe, se hai fatto qualche delitto che meriti la morte, non mi rifiuti di morire. Se invece tutti gli accusi di chi stai contro di me non hanno fonde, nessuno non ha diritto di mettermi tra i loro sgriffis. Mi appelli all'imperador. Allora Fest, dopo di aver fevelato col suo consiglio, gli rispondè: Tu ti sei appellato all'imperador e dall'imperador tu la ras. Qualche dì dopo arrivarono a Cesarea il re Agrippe e Berenice e all'eringa da il buondì a Fest. Stant che si fermarono un bel pies, Fest gli contò al re il caso di Pauli. Alle chi diss'al, che felice lo ha lasciato in prigione. Chiatanmi a Gerusalemme, i sorestans dei predis e i caporions dal popolo sono venuti a lagnarsi contro di lui, domandando che lo condannasse. Io avrei risponduto che i romani non sono usati a cedi anche se incolpati, prima che vedi veduto in muse, che lo incolpin e che si dedi la possibilità di difendersi di ciò che gli danno la colpa. Sì che dunque, sono venuti con me, e senza perdere tempo, tal domani stesso, ieri già sentato in tribunale e gli hai fatto clamare chi stom. Chiatansi muse a muse, che lo incolpavano, non hanno arrivato a portare fuori contro di lui nessuno di quei cantinschi scrupolavi. Avevi in dome contro di lui, non sai neanche io c'è berdeis, a riguardo alla loro religione e di un certo Gesù che è morto e che Pauli al contint che le vive. Allora io, intrigata denanzi una questione dal genere, gli hai domandato se voleva là a Gerusalemme per essere giudicato venti su. Ma Pauli si è appellato perché la sua causa fosse riservata agli giudizi dell'imperador e così gli hai dato ordine di tenerlo lì finché non lo manderai dall'imperador. I dise Agrippe a Fest: I vares voi anche io di ascoltare chi stom. E rispondè: Po ben tu lo ascoltaras. Tal'indoman Agrippe e Berenice arrivarono con grande pompe e all'erano a sentarsi dalla sala dall'udienze, contornati dai tribuns e dai cittadini più in alto dalla città. Fest all'ordinà che facessero entrare Pauli. Allora Fest al disè: Re Agrippe, e tutti voi che sei sculi con noi,
Vemmo che l'uomo, che tutto il popolo dei Giudeos, è venuto a protestare di me, tanto a Gerusalemme che culì, berland che non si veve di lasciarlo più in vite. Per mio conto, io hai capito che non l'ha fatto nulla per meritarsi la morte. Per altri, già che lui ha fatto appello all'imperatore, io hai deciso di mandarlo. Io non ho nulla di preciso di scrivere al mio paron su di lui. Alle parchel che lo hai fatto venire davanti vuatris, soredut di te, re Agrippe, parve al che scrivi dopo di questo sclarimento. E di fatto mi sameres ne robe masse fuori di plomb che di mandare un prigioniero senza di ta stes timp la colpe che si dai.